Paolo apostol di Gesù Cristo, per volontà di Dio, ai santi che sono in Efeso e a crodi in Cristo Gesù. Grazie e pace a voi de bande di Dio, nostri pari, e dal Signore Gesù Cristo. Benedetto Dio e pari dal Signore nostro Gesù Cristo, che te ci non sa colmas di ogni sorte di benedizione spirituale in Cristo. Nos ha scelto in Lui prima de creazione del mondo, perché fossi in sans e cence magle denant di Lui tal amor. Lui nos ha predestinati a essere sei figli di anime, mediante Gesù Cristo, secondo il disegno plen di bon cur de sua volontà, a laude dal splendor de sua grazie, che nos ha gratificati dal suo Figlio più chiaro. In Lui, mediante il suo sangue, ovin la redenzie, il perdono dei peccati, secondo la ricchezza de sua grazie, che si è spandude senza misure sopra di noi, con ogni sorte di sapienza e di intelligenza. Lui nos ha palesato il mistero de sua volontà, secondo il suo disegno di bontà che aveva destinato in Lui. Per metterlo in vore te colme dei timps, di tiradoglie in Cristo tutis les robis, che dal ciel e che de tiere. In Lui po o si instassi il gius, pel fatto che o ieri instas predestinati secondo il plan del ciel, che tut all'opera conforme alla sua volontà, perché fossin a laude de sua gloria, no che per prins ovin sperati in Cristo. In Lui anche voi, dopo di aver ascoltato la parola de verità, il Vangeli de vostre salvezze, e di aver anche creduto, o sei stati marcati con Spirito Santo, che gli era stato impromettuto, e che è la capare de nostra eredità, per riscatto di ciò che Lui ha acquistato all'aude de sua gloria. Perché anche io, che hai sentito fevelà de vostre fede dal Signore Gesù Cristo e dal vostro buon volere per tutti i santi, non fermi di ringraziare per altri riguardantius des mes preieris, perché il Dio del Signore nostro Gesù Cristo, il pari de glorie, us dedi un spirito di sapienza e di rivelazione per conoscerlo meglio, che illumini i voi de vostre intelligenze, perché podeis arrivare a capire quale che è la sapienza de sua clamade, quale che è la ricchezza de sua eredità gloriose fra mies dei santi, e quale che è la grandezza spropositata de sua potenza con noi, co-crodin secondo la virtù de sua forza invincibile, che Lui ha la pendude tal Cristo, risuscitando dei morti e facendolo sentare alla sua destra in som dal cielo, più ad alto di ogni principio e autorità, potenze e paronanze, e di ogni altri che non l'alven nominato, no dome in che secol, ma anche in che calvignerà. Alla disponuto tutte i sei pis, e lui ha mettuto soredut, chiave d'eglesie, che è il suo corpo, la plenezza di lui che tut, so di ogni aspetto, al colme.